Eccoci, ben trovati. Oggi parleremo di editoria religiosa, di comunicazione. Lo faremo con un ospite davvero speciale, con Don Stefano Stimamiglio, che è il direttore del settimanale bellissimo Famiglia Cristiana, un giornale veramente storico e continua ancora adesso a parlare con un linguaggio fresco, con uno sguardo diverso alla nostra realtà, ovviamente con un orientamento anche con uno sguardo di fede. Possiamo dire così, Don Stefano? Sì, buonasera Adelaide, buonasera a tutti e a tutte. Sì, da 94 anni a Natale compiamo 94 anni, quindi sono diverse generazioni di giornalisti religiosi. Io sono un religioso paolino Sì. e lavorano con noi tanti laici e tutti appunto con questa ispirazione cristiana di fondo. Sì, dobbiamo dire che Don Stefano, ecco, stiamo vedendo la copertina del numero di Famiglia Cristiana. Dobbiamo dire che Don Stefano è stato ordinato sacerdote nella Società San Paolo nel 2007, è stato vice caporedattore di Credere Jesus e dal 2022 è direttore di Famiglia Cristiana. Quindi ultima news, il Vangelo. Il Vangelo che si declina in tanti modi, sono tanti modi di porgere il Vangelo, anche raccontando fatti di cronaca, approfondendo temi di grandissima attualità, e c'è un bellissimo inserto nel settimanale Famiglia Cristiana che è dedicato proprio ai dodicenni, no? Questo sguardo viene definito l'età dello tsunami. È così, abbiamo anche questa bellissima copertina che abbiamo scelto con questo sguardo un po' sfidante di questi ragazzi di 12 anni che ti guardano e ti interrogano, no? E noi ovviamente siamo molto concentrati sul mondo giovanile perché entra in quelli che sono gli argomenti a cui sono molto sensibili i nostri lettori, diciamo i nonni e i genitori, e quindi cerchiamo di tradurre in termini comprensibili quelli che sono i fenomeni che si manifestano nella società alla luce del Vangelo. Diciamo, il nostro claim è i fatti mai separati dai valori, ecco, ovviamente dai valori cristiani. E qui quindi abbiamo approfondito questo tema, che è un tema molto delicato, molto sfidante, perché apre prospettive nuove che è sempre più difficile per i genitori, per i nonni, interpretare, leggere quello che accade in questi ragazzi in un'età delicatissima come quella della preadolescenza. Don Stefano, assieme a Don Bucolo, che come al solito è conduttore, possiamo dire, di questa nostra trasmissione, abbiamo invitato anche Paola Failla, che è una ragazza che ha, come dire, conosciuto il Vangelo in maniera diversa, e la Bibbia, certe frasi eccetera, attraverso internet, attraverso Instagram, perché sappiamo che il linguaggio dei giovani ormai si traduce spesso in brevi frasi, è tutto molto veloce, quindi non siete molto abituati a leggere granché i quotidiani, settimanali eccetera. Paola, qual è stata la tua esperienza? E come comunichi con i giovani la tua fede in Dio, che l'hai trovata così su internet, si può dire, no? Spesso si demonizza internet, ma non è sempre vero. No, assolutamente, invece può essere usato come strumento proprio per avvicinare i giovani, è il loro modo, il loro linguaggio, e lo è stato per me. All'epoca Instagram non c'era Facebook, però insomma era lo stesso il meccanismo. Una pagina Facebook postava queste foto con brani della Bibbia, e per me è stata salvezza. Da lì ho capito che come loro avevano salvato me, io potevo essere utile, piantare magari qualche semino tramite stesso mezzo, perché è quello più utile, più rapido, più di impatto. E così piano piano ho iniziato a leggere meglio la Bibbia, a studiarla, e ho trovato un mio modo, che è il Bible Journaling, ed è quello che poi porto ai giovani, perché è un metodo fresco, nuovo per poter leggere la Bibbia.
Sì, Paola è una catholic blogger, ma tornando al settimanale Famiglia Cristiana, questo bellissimo inserto, si parla di preadolescenza come un'onda anomala. All'improvviso, voi avete sentito una psicologa, Serena Ricci, sconvolge le famiglie. I genitori si trovano a discutere sempre prima con i loro ex bambini di cose da grandi. Non c'è da spaventarsi, dice la psicologa, è solo la meravigliosa e faticosa avventura del crescere. Ecco, io chiedo, c'è Don Bucolo in studio, c'è Don Stefano collegato, come in questa fase, come parlare ai ragazzi, ai giovani, ai preadolescenti, quando i genitori si sentono spiazzati? Allora, io sono sempre dell'idea che la prima... Chiaramente mi riferisco a temi di fede, no? Perché questi sono i momenti invece dove loro stanno molto sul cellulare. Allora, io sono sempre dell'idea che la prima parola è l'ascolto, perché se non li ascolto veramente, se non so chi ho davanti, se non so la persona, in questo caso i ragazzi, col loro modo di pensare, col loro modo di credere, col loro modo di gestire la vita, quali sono le loro priorità, cioè se non li ascolto e soprattutto se non si sentono ascoltati da me sacerdote, io potrei dire: e perché questo tizio vestito di nero dovremmo ascoltarlo? Perché ha qualcosa di interessante e di importante da dirci o da darci nella nostra vita? Quindi io sono dell'idea che innanzitutto li ascolto, creo relazione, creo amicizia, faccio percepire loro che per me loro sono importanti, sono persone che vanno accolte, amate, stimate per quello che sono. Dopo questo ascolto attento, chiaramente pian piano vengo a sapere quali sono le cose che loro cercano, quali sono i loro desideri, quali sono i loro sogni, perché alla fine il Vangelo, sempre ultima news, non è nient'altro che la risposta ai loro sogni e ai loro desideri. Quindi io credo che questo è tutto un processo che si vive in una relazione continua. Chiaramente anche e soprattutto entrare nel mondo dei social, nel mondo di questi strumenti che oggi fanno parte della nostra vita diventa importantissimo, quindi anche servirmi dei social, perché no, per interagire con loro, però ripeto, l'ascolto diventa la base fondamentale di una vera e propria comunicazione. Don Stefano, voi avete anche un sito internet, Famiglia Cristiana, chiaramente sta al passo con i tempi, ecco, ma pensate che anche questo mezzo può raggiungere i giovani o vi rivolgete esclusivamente agli adulti? Beh, diciamo che il nostro fondatore, che ha cominciato la nostra opera nel 1914, l'ha cominciata con la stampa, con i primi ragazzi che lavoravano in tipografia, e oggi la comincerebbe con un gruppo di ragazzi, li chiuderebbe in una stanza a studiare comunicazione, come si fa un video, come si fa un reel, come si sintetizzano concetti difficilissimi come quelli teologici con linguaggi semplici. Quindi noi cerchiamo di seguire le orme del nostro fondatore rimanendo fedeli, diciamo, alla nostra tradizione che riguarda la carta e che si rivolge evidentemente a un pubblico più adulto. E noi ovviamente abbiamo tutti i social, non siamo ancora su TikTok, però siamo molto su Instagram, che è il canale che sta crescendo di più, dove ovviamente cerchiamo di intercettare il pubblico più giovane. Io ho sul giornale una rubrica, i colloqui del padre, in cui dedico una colonna alle domande dei ragazzi, cerco di rispondere a loro. Non è facile, però ecco, cerchiamo anche attraverso questi piccoli pillole, diciamo, di arrivare a loro. Ovviamente ci confrontiamo nel web e soprattutto nei social con un mare magnum di contenuti che ovviamente possono arrivare o possono non arrivare Ecco, credo molto nel lavoro che fa Paola, nella sua missione, che la Chiesa sta sempre di più riconoscendo. C'è stato di recente il giubileo degli influencer digitali, come si chiamano, da tutto il mondo, e sempre più giovani si dedicano a evangelizzare attraverso la rete.
è appena stato canonizzato Carlo Acutis, che è un po' il patrono di internet e che è un po' un esempio di questo, un ragazzo di 14 anni. Ecco, per cui è evidente che questi sono dei luoghi assolutamente da presidiare, perché sono luoghi in cui la selezione dei contenuti non viene fatta da altri se non dall'algoritmo. E quindi diciamo che i contenuti possono portare di tutto e possono quindi anche creare disorientamento. Una parte della nostra inchiesta sui 12 anni riguarda proprio questo. Oggi avevamo ospite qui per una conferenza alla nostra redazione il presidente delle associazioni familiari, e ci diceva proprio che a livello di educazione, se noi consideriamo 100% l'educazione, oggi la famiglia, la scuola e gli enti educativi, parrocchie comprese, sono meno della metà. Quindi vuol dire che i ragazzi accedono per più della metà della loro formazione umana, della loro visione di vita, su contenuti che non sono controllati, che sono gestiti da un algoritmo, che quindi ti propone i contenuti che vuole lui e un po' vuoi tu, perché poi ti profila, e questo vuol dire che siamo di fronte a una sfida educativa di portata immensa e inedita, su cui tutti dobbiamo essere uniti, quindi chi lavora come blogger, chi lavora nella comunicazione a tempo pieno, chi lavora nella pastorale, dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, proprio perché i valori possono essere trasmessi in tantissimi modi. Eh sì, era lo stesso Giovanni Paolo II che spronava i cattolici a non aver paura di internet, dei nuovi sistemi e mezzi di comunicazione, anzi di utilizzarli, di non lasciare campo libero solo a notizie di cronaca nera o ad altro, e quindi utilizzare questi canali. Io direi di fermarci per qualche istante, poi parleremo anche del suo libro, Ripartiamo da Cristo. Mi incuriosisce il taglio che ha dato a questo suo lavoro. Ci vediamo qui tra pochissimo. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando con il direttore della rivista Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, che recentemente ha anche scritto un libro, Ripartiamo da Cristo. Stiamo parlando di linguaggi, anche i diversi papi hanno prestato molta attenzione al mondo dei giovani, pensiamo alla GMG, pensiamo all'allegria. Mi è rimasta impressa una frase di Giovanni Paolo II, diceva stare con i giovani ti rende giovane, era un detto polacco, se non ricordo male, diceva questo, no? E quindi lui, anche se sofferente, anziano, ecco, amava stare tra i giovani, ascoltarli, capirli, contagiarsi della loro allegria. Perché questo titolo di libro, Ripartiamo da Cristo? Ma diciamo che è un po' il titolo del suo pontificato nella mia lettura. Quel giorno, l'8 settembre, ero in piazza San Pietro, ero andato in giornata, io abito a Milano, sono collegato da Milano, e ero andato in giornata, andata e ritorno, per un po' per incontrare qualche giornalista in piazza San Pietro e anche per vivere l'atmosfera dell'attesa della fumata bianca. E alla sera, mentre ero collegato da una TV, è uscita la fumata bianca, io mi trovavo nella libreria di Via della Conciliazione, quindi sono uscito subito e ho trovato a metà di Via della Conciliazione già tutto pieno. Ecco, questo mi ha molto ispirato, perché mi chiedevo come mai migliaia e migliaia di persone, anche non necessariamente credenti, si fossero riversate in piazza. Ecco, l'evento Papa è un evento che ha attratto tantissimo le persone, sia la morte di Francesco che l'elezione di Leone. E questo mi ha molto incuriosito, perché poi tutti hanno ascoltato quello che lui ha detto dal balcone di piazza San Pietro, e quell'invocazione della pace che Gesù risorto rivolge ai discepoli è proprio questo ripartire da Cristo, cioè ripartire dal Signore apre tutte le porte anche di fronte a sfide epocali come quelle che stiamo vivendo in questo tempo. Pensiamo al calo demografico, pensiamo all'intelligenza artificiale, da cui ha mutuato il nome proprio di Leone XIV, pensiamo alle sfide della famiglia,
a quelle dell'ambiente, a quelle della geopolitica. Ecco, di fronte a un mondo così complesso, così faticoso, che soprattutto verso i giovani ha un effetto spesso non dico di disimpegno, ma di sfiducia, ecco, sfiducia verso il futuro. Questo ci deve interrogare e ci deve riportare, secondo quello che è la prospettiva di questo Papa, che è un agostiniano, a ripartire dal fondamento della vita che è il Signore Gesù. E lui già nella sua predicazione, nei discorsi che ha tenuto, anche nel documento che è uscito di Lexite, è chiaro che quello è il fondamento. Non può essere diversamente, però va bene ribadirlo. E quel ripartire da Cristo appartiene al mandato del Papa, ma anche di ogni vescovo, di ogni sacerdote, di ogni diacono, di ogni catechista, di ogni mamma e papà, di ogni battezzato, nell'annunciare il Signore Gesù. E devi incoraggiare nel confermare nella fede i fratelli e le sorelle, soprattutto di fronte a un momento così spiazzante, questo cambiamento d'epoca, come lo chiamava Francesco, che stiamo vivendo. Ecco, radicati in Cristo possiamo guardare con fiducia e con speranza al futuro. Ed è quello che cercano i giovani, perché qual è la molla che li spinge a questi grandi raduni ad arrivare da tante parti del mondo quando c'è un incontro con il Papa? Don Bucolo, c'è un desiderio di verità, c'è un desiderio di un incontro che possa cambiare la vita, una vita interiore, mentre i ragazzi sono purtroppo molto, un po' tutto li porta ad avere una grandissima cura dell'immagine, della propria immagine, no? Un po' spinti anche forse, come dire, nell'inserto di Famiglia Cristiana mi ha colpito moltissimo. Dice: questo anticipo della pubertà porta con sé anche l'anticipazione di aspetti acuti come l'avvicinamento all'alcol e alle sostanze o l'insorgere dei disturbi alimentari fin da piccolissimi. Ecco, questo è il tratto che mi ha colpito, se non addirittura la prima ecografia postata dai genitori, perché già sono anche i genitori che postano addirittura le ecografie quando ancora sono nel grembo della madre. I bambini non vivono esposti prestissimo ai social, sviluppando un sempre più precoce interesse per la propria immagine. Quindi questo interesse però che fa da contrappunto a una ricerca diversa alla quale loro non sanno dare un nome, ma che si può intuire, si può comprendere. Allora, io penso che i giovani hanno una ricerca forte di concretezza. Per questo mi piace anche il titolo di questo testo, pubblicato da Don Stefano, Ripartiamo da Cristo. Attenzione, sembra una frase quasi scontata, in realtà non è scontato, non è ovvio, perché potremmo predicare la pace, potremmo predicare l'amore, potremmo predicare valori importanti, ma non parlare di Cristo, che è una persona concreta, è un evento concreto, è un incontro. Ecco, i giovani, a maggior ragione, hanno bisogno di questo incontro personale, questo che cambia la vita di una persona, perché noi siamo, in modo costitutivo, essere relazionali. I giovani hanno bisogno di relazione. Io ero presente al Giubileo dei Giovani, e vedere quei giovani mettersi in ginocchio dinanzi al Santissimo, a quel silenzio, quel Santissimo era Gesù Cristo presente in mezzo a loro, che si è fatto pane, che si è fatto prossimo. Quindi io sono pienamente convinto che la prossimità di una persona che è Gesù Cristo, di cui la Chiesa è chiamata a esserne testimone, a essere un canale, e a essere anche veritiera nel modo di mostrarlo, non con astrazioni, non con chiacchiere, non con parole, ma con eventi concreti, con testimonianza. Quindi io vedo nei giovani una sfida importante in tal senso, cioè lasciare l'astrazione, lasciare quel moralismo, lasciare quel modo quasi di luogo comune di parlare, ma ricondurre all'incontro con Gesù Cristo, che quanto per chi ascolta Papa Leone tante volte lui richiama. Quindi ripartiamo dall'incontro con Cristo e di lì poi a cascata si fa esperienza di tutto ciò che fa parte del Vangelo. Paola, tu come hai incontrato Cristo? Cristo per me
c'è sempre stato, sapevo che esisteva, ma l'incontro vero e proprio è nato in un momento buio per me e lui è stata luce. Una luce che riempie il cuore, riempie e illumina tutto ciò che sembrava buio per me e che mi ha portato a parlare di lui, a vivere per lui, parlare di lui con tutti. È stato un incontro, una persona, una lettura, un brano di Vangelo, un momento di preghiera. Come è avvenuto, se posso chiedertelo? È stato un mix fra due cose, una situazione, un rapporto finito male e un'adorazione. Durante un'adorazione eucaristica? Sì. È lì che mi ha fatto sentire che andava tutto bene, che era con me e che era vivo, che è una persona, che non è qualcosa di astratto, ma è reale. E questo cambia tutto, cambia la propria vita ed è ciò che io spero che chi mi ascolta, chi mi segue possa provare. Don Stefano, in progetti non futuri, perché chiaramente i settimanali si elaborano di settimana in settimana, lo dice anche il termine, in base anche ai fatti di attualità, di cronaca. Ecco, questi approfondimenti sono certa che sono molto seguiti dai vostri lettori, ma lei parlava di una rubrica in cui i ragazzi possono scriverle. Quali sono le domande alle quali lei spesso ha detto non è facile rispondere? Quali sono le domande più, come dire, insidiose o più difficili da poter dare una risposta? Ci sono ovviamente domande che riguardano il sesso, la sessualità, l'aborto, i rapporti prematrimoniali, anche se per loro è molto diverso per i ragazzi della mia generazione. Quelli che mi lasciano con più difficile la risposta è il discorso sulle guerre, sull'ambiente, su questo atteggiamento predatorio che le generazioni che le hanno preceduti hanno rispetto alle risorse. Il fatto che ci siano i poveri, perché ci sono i poveri, sono le stesse domande che avevamo noi e a cui il Signore ha dato la risposta. Quindi ecco, mi riconosco molto in quello che ha detto Paola, cioè l'esperienza dell'evangelizzatore parte sempre da un'esperienza personale in cui il Signore è venuto a dare risposte concrete, lo diceva anche Don Salvatore, al cuore giovane che cerca la verità, che cerca il bene, che cerca il bello, cerca il buono. E quindi questo è. E il mio fondatore ha vissuto ha capito la sua vocazione, nella vocazione in seminario, nella notte di passaggio del secolo fra l'Ottocento e il Novecento, durante un'adorazione eucaristica nel Duomo di Alma. E lì lui ha capito che il Signore lo chiamava a rivolgersi a tutti e non a una porzione di popolo come succede per i sacerdoti diocesani, ma a tutti, proprio tutti, nel mondo della comunicazione. Quindi quello che è sorto dopo da questa esperienza carismatica è oggi un'esperienza che riguarda una famiglia religiosa di 10 istituzioni, quindi la mia congregazione, ma anche le Suore Pauline per esempio, e altre istituzioni, che lavorano proprio nel campo dell'evangelizzazione, cercando di comunicare il bello dell'incontrare il Signore Gesù nella propria vita, e lo fanno con diversi mezzi e con diversi contenuti. E uno dei contenuti è quello di una rivista, ma noi abbiamo i libri, abbiamo una televisione, abbiamo appunto i social, abbiamo la Bibbia, commentari biblici, e quindi ecco, è un gruppo editoriale che esprime, diciamo, in maniera organizzata quella che è l'esperienza di una persona come Paola, che è una blogger e che ha il desiderio di annunciare il Signore. Ecco, questo credo che sia, perché poi è vero, cioè, noi arriviamo al Signore quando scatta la scintilla, quando c'è qualcosa che ci unisce relazionalmente con Lui, entriamo in relazione con Lui. E questo è il grande compito della pastorale, il grande compito dell'evangelizzazione, da che mondo è mondo, ed è un miracolo
che noi uomini possiamo favorire nell'annuncio, ma poi è lo Spirito Santo che agisce nel cuore degli uomini e delle donne, che poi crea, quando ci sono le condizioni, crea questa folgorazione e lì la vita cambia. Grazie Don Stimamiglio, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, una piccola conclusione a Don Bucolo e poi i saluti. Mi piace riprendere il titolo Il Vangelo sempre ultima news, cioè tutto questo ci porta a capire come la nostra comunicazione arriva a tutti, il fondatore della famiglia cristiana, proprio perché parla a tutti, proprio perché il Vangelo ha quel linguaggio per tutti. E di questo ne sono certo. Ed è sempre attuale. Grazie ancora Don Stefano Stimamiglio, buon lavoro, in bocca al lupo per tutti i vostri progetti editoriali. Sono certa che i nostri telespettatori vi seguiranno con una maggiore attenzione dopo questa nostra trasmissione. Grazie anche a Paola Failla e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.